awujwayelekile kanjani kodwa ezinsukwini zanamhlanje sibona kwenzeka kanjani amantombazane ayazi. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. Gaia Natlacen, leader di questa gara, ha partecipato con la sua nazionale, quella slovena, ai campionati europei di vasca corta. È stata 25esima nei 400 stile libero, lei giovane classe 97. È stata anche finalista ai campionati europei juniores nei 4, negli 800 e nei 1500 stile libero. Calzata da Spela Perze al suo fianco. Ricordiamo, solo le migliori 8 avranno accesso alla finale del pomeriggio. Per ora leader di classifica la Panziera con 4:18:57. A metà gara Gaia Natlacen ha virato in 2:08:44, mezzo secondo meno del passaggio della Panziera ai 200 nella batteria precedente. Panziera che però è stata autrice di una buona accelerazione nel finale, negli ultimi 100 metri. Per cui virtualmente Natlacen davanti quando ci si appresta a passare ai tre quarti di questa ultima batteria di qualificazione femminile dei 400 stile libero. 3:14:49, la Panziera era passata in 3:14:57 e dunque sono più o meno di pari passo a contendersi la quarta corsia nella finale di oggi. Sono alla partenza intanto nei 400 stile libero maschili. Prima batteria Giacomo Pellizzari, Veneto Banca Montebelluna in corsia 1, David Del Buono SC in corsia numero 2, in corsia 3 Lorenzo Francescut San Vito, in corsia 4 il campione italiano giovanile in carica dei 200 rana, già nazionale giovanile, Daniel Moises Loschi, Veneto Banca Montebelluna. Al suo fianco in corsia numero 5 Leonardo Sultato, Unione Sportiva Idros, in 6 Eric Zaninello, Ginnasium Pordenone, in 7 Mikhail Strapchevski, Skopje. Finale di gara allora con Gaia Natlacen che va a chiudere in 4:19:84, rimane alla Panziera il miglior tempo di qualificazione con 4:20:24 e seconda Spela Perze e Alessia Luisetto 4:28:73. Tendiamo l'arrivo di questa batteria, si completi l'arrivo per poi ufficializzare i tempi. Durante la prossima partenza, subito dopo la prossima partenza, avremo i nomi delle 8 finaliste.